giovedì 31 luglio, ben ritrovati cari telespettatori a una nuova puntata di Diario del Giubileo dei Giovani da Roma. E siamo qui in compagnia di una pellegrina vittoriese che si presenta. Sono Sara Casonato dalla parrocchia di Cappella Maggiore. E allora Sara, sei insieme a un gruppo numeroso della tua parrocchia, che cosa state facendo? Ti sta piacendo il Giubileo? Allora, questa esperienza è meravigliosa. Abbiamo fatto la messa di apertura con una grande sorpresa del Papa che ci ha emozionati. Oggi siamo in fila per la festa degli italiani e non vediamo l'ora di vedere cosa ci aspetta e di emozionarci con il momento di preghiera conclusivo. Ci ha raggiunti nella nostra postazione della tenda TV un'altra ragazza di Cappella Maggiore. Chi sei e quanti anni hai? Sono Giovanna, ho quasi 22 anni. Questa mattina so che avete partecipato ad una esperienza particolare di prossimità, ce la descrivi? Sì, è stata un'esperienza molto interessante perché ci sono stati fatti vedere dei laboratori manuali delle attività che vengono fatte con queste persone con delle fragilità, perciò una testimonianza anche che ci fa vedere quanto la diocesi di Roma sia comunque viva accanto, diciamo, a delle persone con un po' più deboli, diciamo. I laboratori sono stati molto interessanti perché ci hanno fatto proprio toccare con mano le varie attività che fanno e sono stata molto contenta di averci partecipato e di aver conosciuto altre persone che mi hanno fatto scoprire queste attività per l'appunto. Spirito che riempi i nostri cuori, Buonasera dalla nostra postazione della tenda TV, ci troviamo a Roma in Viale della Conciliazione e qui abbiamo appena terminato l'evento Tu sei Pietro, dedicato a tutti i pellegrini italiani arrivati qui per il Giubileo dei Giovani. L'evento si è tenuto in Piazza San Pietro, la piazza era stracolma di ragazzi, come pure Viale della Conciliazione. E allora ci ha raggiunto qui Veronica, una giovane di Codognè. Veronica, com'è andata questa giornata e in particolare questa serata speciale? Allora, buonasera a tutti intanto e devo dire che è sempre una grande emozione essere qui in Piazza San Pietro, soprattutto con tutte queste persone. Infatti è stato un evento veramente ricco di stimoli, di emozioni e anche, come ha detto il Cardinale, stare qui in questa piazza abbracciati da questo colonnato è veramente un'emozione molto molto grande. Bello poi anche che eravamo tutti italiani e ci sono stati vari interventi. In particolare mi ha colpito quello della mamma di Sammy, è stato veramente molto toccante, molto bello, e poi anche tutta la parte dell'omelia del Cardinale. Sì, l'evento si è snodato in vari momenti significativi, è cominciato con gli interventi musicali, ecco, di alcuni artisti e poi siamo arrivati alla Confessio Fidei presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. Nelle sue parole, durante l'omelia, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha fatto sue le parole di Papa Francesco, invitando tutti nella Chiesa, e poi ha citato più volte Papa Leone XIV e il suo richiamo forte alla pace. E allora, Angelica, che cosa ti è rimasto delle sue parole? Allora, un po' tutto, mi è piaciuto tantissimo, mi sono molto emozionata. E anche perché era la prima volta che venivo a Roma in Piazza San Pietro e mi è piaciuto tanto quando ha detto che tutti sono accolti nella chiesa, tutti siamo accolti come le braccia del colonnato della piazza e che queste braccia ci proteggono dal caos che c'è nel mondo. E appunto tutto quello che ha detto sulla guerra e sulla pace nel mondo mi ha molto emozionato e anche quando tantissimi ragazzi hanno tirato fuori la bandiera della pace, quindi è stato un momento molto sentito per tutti.
Sì, certamente Angelica, è stato un momento, ecco, di grande speranza per tutti i giovani che erano presenti. Allora ringraziamo i telespettatori della Tenda TV per essere stati con noi anche in questa quarta giornata di racconto dal Giubileo dei Giovani, e ci vediamo domani con un nuovo contributo realizzato in collaborazione tra la Tenda TV, l'Azione e la Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto.